Anno 431 d.C. Concilio di Efeso. Nasce il dogma per la Madonna, Madre di Dio. Anno 1950. Papa Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo. Due date fondamentali per la Chiesa Cattolica. Ma se questi eventi non ci fossero mai stati, come sarebbe la Chiesa di oggi? Carissimi amici della storia, ma anche un po' del mistero, oggi ci troviamo a Campo Croce di Mogliano Veneto e siamo in provincia di Treviso per vedere una cosa che ho scoperto da poco e che mi ha lasciato molto perplesso e quindi ho pensato faccio un video così condivido le mie impressioni con voi. In questa piccola chiesetta, questa parrocchiale appunto di Campocroce, viene fatto e custodito un grande tesoro. E stiamo parlando della salma di una santa, e questa santa speciale si chiama Santa Pulcheria ed è stata capace di rivoluzionare addirittura la Chiesa Cattolica. Campanile della cipolla. L'ingresso vero e proprio è sulla alla destra, però il portale si trova qui davanti. Eccoci dunque di fronte a questa santa. C'è da dire che la salma che vediamo qui oggi è stata traslata in questa chiesetta solo qualche anno fa, trasferendola da una località qui vicino dove era tumulata in un piccolo oratorio abbandonato, che però con il tempo è stato anche molto vandalizzato. Ed ecco la raffigurazione di questa santa donna di quando era in vita. E come avrete sicuramente capito, osservandone i tratti, la sua origine non era italiana, ma bizantina. E qui vediamo le condizioni della povera salma prima della traslazione. Ed ora ci si può chiedere, ma che ci fa una bizantina qui nel Trevisano? Anzi, non una bizantina qualsiasi, ma addirittura un'imperatrice. Comunque, come sia arrivata qui non è assolutamente importante, quanto lo è invece la sua vita. Quindi tralasciamo i dettagli secondari e iniziamo a raccontare la sua storia. Pulcheria, un personaggio che sarebbe finito sui libri di storia anche se non fosse stata canonizzata. Nipote dell'imperatore Teodosio I, figlia dell'imperatore Arcadio, imperatrice lei stessa come moglie del futuro imperatore Marciano, dominò la vita dell'impero romano d'Oriente per più di 40 anni. Nell'anno 414, quando si presume avesse 15 o 16 anni, Pulcheria prese la reggenza dell'impero romano d'Oriente per conto del fratello ancora bambino, il futuro Teodosio II. Cronisti raccontano grandi meraviglie su di lei, bella, intelligente, colta quanto pia. Ci sono comunque pochi dubbi che malgrado la giovanissima età fosse anche furba e capace, abbastanza scaltra per esempio da far voto pubblico di castità per evitare che qualche ambizioso generale potesse sperare di sposarla e quindi accedere al trono. Teodosio II raggiunse la maggiore età nell'anno 416
ma però l'influenza della sorella rimase molto forte, special modo quando il suo dominio della corte, che come sempre i nostri cronisti raccontano, aveva trasformato tutto l'entourage in una specie di monastero. La religiosità di Pulcheria era evidente e speciale quanto la sua devozione alla Madonna, una vera ossessione questa per la Madonna, che le faceva costruire chiese e raccogliere reliquie un po' ovunque. Quindi se l'imperatore era il vicario di Cristo in terra, lei si definiva la sposa di Cristo. Durante la messa prendeva la comunione nel sanctum come lo stesso imperatore, lei che era una donna, un privilegio veramente incredibile. Abbiamo detto donna pia sicuramente, ma che aveva escluso i pagani dagli incarichi di corte ed espulso da Costantinopoli gli ebrei, già allora definiti deicidi, uccisori di Dio, il Cristo. Alla maggiore età Teodosio aveva però bisogno di sposarsi. Qui entra in campo un'altra santa. Non si sa bene come l'allora chiamata Atenaide sia arrivata a corte, però le cronache raccontano che alla morte del padre i fratelli l'avessero spogliata di eredità e che quindi lei era andata a Costantinopoli per chiedere giustizia. E qui, durante l'udienza, aveva visto e fatto innamorare il giovane Teodosio. Magari l'Atenaide era arrivata anche a corte quasi che fosse stata da scegliere assieme ad altre fanciulle per il prossimo matrimonio dell'imperatore, perché questa era la consuetudine, si radunavano delle fanciulle di buona famiglia e in età da marito in modo da scegliere la più adatta come consorte per l'imperatore. Qualunque cosa sia accaduta, Atenaide spiccava per bellezza e fascino, oltre che per cultura ed eleganza. Era anche figlia del filosofo Leonzio, che insegnava all'Accademia Platonica di Atene, l'ultimo baluardo dell'antica cultura pagana. E risulta comunque che a sceglierla per tutte queste sue doti fu la stessa Pulcheria. Atenaide aveva un solo difetto, e cioè, come il padre, era pagana, però il problema era facilmente risolvibile, in quanto sotto la guida di alcuni monaci siriaci le venne insegnato catechismo e fu quindi battezzata prima del matrimonio, adottando il nome di Eudocia, ossia la retta dottrina. Quindi sposò Teodosio ed era il giugno del 421. Si dice che però mettere sotto lo stesso tetto moglie e cognata non sia una buona ricetta. Pulcheria sperava di aver trovato una fanciulla docile, manovrabile e anche grata per essere stata fatta entrare nella corte, ma però si stava sbagliando. Non si sa come il tutto iniziò. Magari fu una questione di precedenze, chi doveva passare per primo. Comunque, accadeva che la giovane imperatrice mostrava i muscoli e allargava la propria influenza in aree che prima erano di dominio assoluto della cognata. Di certo sappiamo che se Pulcheria era rigidamente antipagana e anti-ebraica, la cultura classica in cui è stata immersa fin da giovane portava Eudocia a essere tollerante e a essere protettrice delle minoranze. Logico che alla fine lo scontro fu inevitabile. Successivamente cosa accade? Che nel dicembre del 427 moriva Sisinio I, patriarca di Costantinopoli, e quindi bisognava nominare un successore. E qui le due fazioni di corte delle due donne erano pronte a darsi battaglia per indirizzare la scelta di Teodosio II. Per capire la situazione bisogna però spiegare che in quel tempo la dottrina religiosa era guidata dalle ricche Alessandria e Antiochia, cioè le sedi delle due principali scuole teologiche. Ovviamente le loro visioni non erano in accordo, mentre Antiochia si basava sulle fonti dirette del pensiero ebraico e siriaco
Enfatizzando l'importanza del testo e delle sue origini storiche, Alessandria arricchiva la teologia con il pensiero ellenistico e mistico, che però per i suoi oppositori era un po' troppo gnostico. A Roma, invece, in Occidente, c'era la teoria che Roma, il Papa, doveva essere il primo tra i patriarcati, ma però pativa il suo isolamento geografico e linguistico, dato che vi si parlava latino, e quindi ci vorranno ancora dei tempi prima che il papato si rendesse autonomo. Invece Costantinopoli era l'ultimo venuto e la sua discendenza apostolica poteva addirittura sollevare qualche dubbio, ma era comunque la ricca capitale imperiale, il centro del potere politico. Se gli altri patriarchi dovevano inviare messi e ambasciatori, quello di Costantinopoli aveva il privilegio di avere accesso continuo all'imperatore. E l'imperatore scelse quindi Nestorio, un monaco siriano, come nuovo patriarca di Costantinopoli, cioè il candidato favorito dalla moglie Eudocia. Era in pratica la sconfitta di Pulcheria e del potente e ambizioso patriarca di Alessandria, Cirillo. A proposito, mi sembrava idoneo continuare la narrazione di questa storia in un ambiente adatto. Infatti qui ci troviamo davanti a questa chiesa dedicata al cuore immacolato di Maria. A proposito di Maria, lo sapete che c'è anche un dato curioso sul numero delle chiese? Ho controllato un attimo quante chiese ci sono in provincia di Padova, diciamo che sono più di 300, e di queste quasi un'ottantina sono dedicate proprio alla Madonna, mentre invece paradossalmente le chiese dedicate a Cristo o al Redentore o al Cristo risorto, Cristo Re, eccetera eccetera, poco meno di una ventina. Così iniziò una grave crisi religiosa e politica. Il tema del dibattito era quello che abbiamo già detto: qual è la natura del Cristo, umana o divina? Ma la scintilla che fece esplodere il problema fu banale, e cioè un'omelia di Anastasio, uno dei monaci siriani arrivati a Costantinopoli al seguito di Nestorio. Anastasio rimproverò la gente semplice che definiva la Madonna Theotokos, cioè Madre di Dio. Come poteva essere la Madre di Dio esistente dall'inizio dei tempi? Piuttosto andava definita Theodokos, cioè colei che riceve Dio. Scoppiò uno scandalo e probabilmente anche una piccola sommossa. Nestorio, che non difettava di arroganza e sicurezza di sé, intervenne a difendere il suo monaco. Aveva certo capito di essere poco amato lì a Costantinopoli e dal clero, che lo vedeva come un intruso, e smentire il suo collaboratore avrebbe incoraggiato i nemici. Inoltre, teologicamente era corretto quanto sostenuto da Anastasio. Maria era stata uno strumento di Dio e non la sua creatrice, e la definizione di Madre di Dio ricordava troppo i culti pagani di Cibele e di Iside. Già, Iside, la dea che arrivava dall'Egitto e che è stata presa tout court dai romani, facendone una delle loro divinità particolari. Iside, la divinità che molti sostengono che sia stata presa dal cristianesimo come modello per iniziare il nuovo culto alla Madonna. E la storia della Chiesa è veramente un argomento interessantissimo. Un argomento sempre affascinante perché riguarda proprio anche un po' la storia del comportamento umano. Comunque, tornando alla nostra narrazione, si può dire che Pulcheria e Eudocia non aspettavano altro per litigare. Nestorio presupponeva una natura umana piuttosto che una natura divina del Cristo, o si tornava addirittura ai tempi dell'eresia di Ario?
o addirittura metteva in dubbio la divinità del Cristo come facevano gli Ebioniti. Ma probabilmente nulla di tutto questo, perché da quanto risulta da testi ritrovati anche in tempi recenti, sembra che la posizione di Nestorio fosse piuttosto moderata e non così estremista. E comunque si sa, la storia viene scritta dai vincitori, che non sono mai teneri con l'avversario sconfitto. Aggiungiamo che anche l'imperatore Teodosio ormai cominciava a perdere la pazienza e ha scritto a Cirillo dicendogli che guarda, stai compromettendo la serenità della corte e stai provocando discordie nella famiglia imperiale e nel palazzo. E mentre provava a calmare le acque, con tutta probabilità avrà anche evitato di far incrociare le due contendenti. E a questo punto il povero Teodosio pensò di convocare una commissione di vescovi per giudicare un po' l'accaduto, però ovviamente Nestorio non fu felice di questa scelta, perché si sa, le commissioni servono solo a far passare il tempo. Allora Cirillo cosa fece? Scrisse a Roma a Papa Celestino, anche se non ne aveva molta considerazione, il quale colse la palla al balzo per poter dare una lezione a Costantinopoli, che voleva usurpare il primato della sede di Pietro. Celestino confermò che Nestorio era in errore e che aveva 10 giorni di tempo per fare abiura. Ovviamente delegò proprio Cirillo a scomunicare l'avversario in caso di mancata accettazione, il che avvenne puntualmente. Ma comunque Teodosio non poteva più estromettere Nestorio, perché infatti era stato lui a sceglierlo come patriarca di Costantinopoli, e mettere in discussione, tornare indietro nella sua decisione, comprometteva il prestigio imperiale. E alla fine riuscì a trovare una soluzione di compromesso e che accontentava un po' tutti, e cioè propose, e gli altri accettarono, di indire un concilio ecumenico per risolvere questi gravi problemi interni alla Chiesa e alle confessioni. E il concilio avrebbe dovuto tenersi nel giugno del 431 ad Efeso, Turchia. Una città cosmopolita, ricca, opulenta, dove convivono e prosperano differenti culture, dove è stato eretto un tempio considerato una delle 7 meraviglie del mondo. Da questa descrizione si potrebbe pensare che stiamo parlando di New York, ma non allarmatevi. La storia che stiamo per raccontarvi riguarda la città di Efeso, al tempo dei Romani la più bella e grande città del mare Egeo. Incrocio obbligato tra Oriente e Occidente, testimone delle fortune e del tramonto di personaggi come Creso, Alessandro Magno, San Giovanni, San Paolo. Efeso, gioia e delizia per ogni marinaio che vi sbarcava. A questo punto Cirillo era sicuro dell'appoggio di Roma, di Pulcheria e di altri vescovi dello stesso patriarcato di Costantinopoli. Inoltre Efeso era un terreno ideale per lui, sia simbolicamente sia politicamente. La città in cui si raccontava fosse ascesa al cielo la Madonna, e che tra l'altro oggi si dice anche che qui si trovasse la casa della Maria. Poi Efeso era pure sede di grande tradizione, anche apostolica. Ma anche Nestorio però si sentiva sicuro e contava di avere dalla sua parte tutto il patriarcato di Antiochia. Contava anche sull'appoggio dello stesso Teodosio, che gli aveva dato il posto, ovviamente. E dunque concilio fu. Attenzione però, la parola concilio non deve far supporre qualcosa di organizzato come succede oggi. I vescovi infatti arrivarono alla spicciolata e fatalmente, per le speranze di Nestorio, il patriarca di Antiochia, suo grande alleato, era in ritardo.
mentre invece Cirillo e tutto il suo seguito furono presenti fin dai primi giorni. Cirillo ne approfittò partendo subito all'attacco. Nestorio era già stato scomunicato da lui e dal Papa, quindi era inutile sentirlo e bastava ratificare quanto già fatto. Ma allora intervenne Candidiano, un delegato imperiale, che lo bloccò intimandogli che d'ordine dell'imperatore si dovevano ascoltare tutte le parti in causa. Allora Cirillo provò ad accelerare i tempi per approfittare del ritardo dei vescovi siriani, ma venne bloccato anche qui da Candidiano, che quando la situazione iniziò a scaldarsi fece intervenire i soldati. Il concilio stava perciò diventando un caos. I siriani non arrivavano, il caldo in città aumentava e i vescovi volevano sbrigarsi. Il vescovo di Efeso, Mennone, si schierò apertamente dalla parte di Cirillo e impedì ai sostenitori di Nestorio addirittura l'accesso alla comunione, aizzando la folla. Nestorio, per protesta, si rifiutò di continuare la partecipazione ai lavori e si rifugiò nel palazzo del governatore protetto dai soldati. Intanto Cirillo, ottenuto l'appoggio anche di Giovenale, patriarca di Gerusalemme, fece passare una seconda mozione di scomunica. Ma ecco un altro colpo di scena. A fine mese arrivò finalmente il patriarca di Antiochia, che, vista la situazione, tanto per aumentare la confusione, radunò i propri seguaci e quelli di Nestorio in un'altra sede, pensando bene di deporre e fare cosa? Scomunicare a sua volta Cirillo e i suoi colleghi. Ma ecco, colpo di scena, che arrivarono i delegati romani del Papa, e con loro Cirillo riprese in mano la situazione tra le proteste dei siriani, che per dispregio lo chiamavano Faraone. Riuscì quindi a far confermare la scomunica di Nestorio e pure a far passare la deposizione di Giovanni di Antiochia. Poi, nel caos che seguì, Candidiano, il prefetto dell'imperatore, fece arrestare Cirillo tenendolo in cella per qualche tempo. La palla tornò quindi in mano al povero imperatore, che si trovò costretto a scegliere se ratificare i risultati di questo strano concilio oppure confermare l'arresto di Cirillo. Tutto questo mentre a corte le due donne, Pulcheria e Eudocia, continuavano le faide e nelle strade c'erano scontri armati tra le due fazioni. E dunque Teodosio valutò se fosse il caso di ratificare tutto e passare oltre, cioè cacciare tutti. Ma alla fine, messo sotto pressione, cosa fece? Accettò la scomunica alla deposizione del solo Nestorio e quindi il concilio di Efeso, si narra, finì con una grande fiaccolata in nome di Maria. Cirillo aveva vinto. Nestorio venne esiliato prima nella sua Siria e poi in Arabia. Finì i suoi giorni in un convento nel deserto egiziano, tra l'altro nella terra dei suoi nemici. Un trionfo dunque per il Cirillo di Alessandria, che si può anche ben vedere, ecco, da questa rappresentazione in una chiesa di San Nicola a Praga, dove vediamo questa statua di Cirillo che abbatte Nestorio come se fosse un demone. Intanto cosa succedeva a Costantinopoli? Fatto fuori Nestorio, Pulcheria era vincitrice e la posizione di Eudocia veramente debole, avendo perso il prestigio. Ma come accade spesso anche nelle commedie, che sono lo specchio della vita, a corte arrivò un nuovo personaggio, l'eunuco Crisafio, che divenne primo ministro di Teodosio e nuovo rivale di Pulcheria. Eudocia ne approfittò subito alleandosi con lui e i due convinsero Teodosio a confinare Pulcheria fuori Costantinopoli, con il pretesto che avrebbe potuto condurre una vita ascetica senza le distrazioni della corte. Però, dopo essersi liberato di Pulcheria, il potente Crisafio eliminò pure anche Eudocia, facendola accusare di adulterio con un certo magister Paolino, che fu pure condannato a morte,
ed esiliandola in Palestina. Le due grandi rivali non si sarebbero più incontrate, anche se avrebbero comunque potuto avere l'occasione per fronteggiarsi ancora in un nuovo e famigerato concilio, quello di Efeso del 449, dove le tesi contrapposte sulla natura del Cristo erano ormai estremizzate e inconcilianti. Eudocia trascorse gli ultimi 2 decenni della sua vita a Gerusalemme, dove fu attiva promotrice di opere architettoniche e di restauro, scrivendo poemi e poesie e attivandosi in favore delle classi sociali più deboli. Progettò anche la chiesa di San Polieuto a Costantinopoli, che fu poi edificata dalla figlia. Alla morte del marito nel 450 per un incidente di cavallo, terminò anche di essere imperatrice e infine morì nel 460. Ora è sepolta nella Basilica Santo Stefano a Gerusalemme, fatta costruire da lei stessa, ed è venerata come santa sia da cattolici sia da ortodossi. Pulcheria non si fermò alla morte di Teodosio, lasciò il proprio ritiro e sposò, a condizione di rimanere vergine, il generale Marciano, e con lui salì al trono, ultima della dinastia di Teodosio. Morì anche Leonuco Cresafio, il primo ministro, poche settimane dopo, linciato da una folla inferocita. Il destino delle chiese fu invece traumatico. Dopo il concilio di Calcedonia, promosso dal Marciano a Pulcheria, vi fu subito una grande spaccatura tra Anatolia e Grecia, tra calcedonesi e siriani e tra siriani ed egiziani. E poi, poco dopo, anche la chiesa di Costantinopoli ruppe con Roma e così nacque la chiesa ortodossa attuale. Come dicevo, anche Pulcheria è stata fatta santa, la si festeggia il 10 settembre, mentre Eudocia è celebrata il 13 agosto. Ma in conclusione, che dire? Io sinceramente non mi sarei mai aspettato che il culto della Vergine sia nato da una vera lotta di potere e non dalla fede. E voi che cosa ne pensate? Beh, intanto spero che questa storia vi sia piaciuta e che mettiate un commento, un bel like e magari anche un'iscrizione al canale, perché questo è fondamentale per noi youtuber. E quindi vi ringrazio ancora per la visione e vi do appuntamento al prossimo video.